j'invite alors Catherine Agus à me rejoindre de l'Université de Turin, qui nous parlera de nutrire la morte per generare la vita. Pane e vino nei misteri della vallata alpina della Savoia e del Finato. Intanto volevo cogliere l'occasione per ringraziare tutte le persone che si sono occupate dell'organizzazione del convegno e per essere qui oggi. Io sono un'antropologa dell'Università di Torino e mi occupo di tradizioni popolari. In particolare l'argomento di cui vi parlerò oggi riguarda i mister, che sono delle particolari forme di teatro religioso, e non parlerò nello specifico di rituali funebri, ma di come alcuni alimenti, in particolare il pane e il vino, sono veicoli di un simbolismo particolare riferibile al ciclo morte-rinascita all'interno di queste sacre rappresentazioni. Allora, vorrei partire spiegando cosa sono i mister. I mister sono delle forme di teatro religioso molto diffuse sin dal Medioevo nelle terre alpine tra Savoia e Delfinato. In particolare io mi sono occupata dei mister delle Alpi Cozie e costituiscono un patrimonio enorme di tradizioni folclorico-culturali. Venivano messe in scena dalle comunità montane al termine dell'inverno, di solito in corrispondenza della Pentecoste, e quindi univano la celebrazione cristiana, la morte solitamente di un santo, di un martire o la passione di Gesù, a tutta una serie di rituali pagani che servivano a propiziare l'arrivo della primavera e quindi la fecondità. Questo spettacolo religioso culminava sempre con la morte violenta di un santo o di un martire, secondo una formula consolidata che era quella di nutrire la morte per generare la vita. Vedremo poi più avanti come all'interno di queste sacre rappresentazioni si inseriranno anche dei rituali più profani. Le occasioni di festa collettiva come questa si presentavano, come dicevo, soprattutto in primavera, quindi al termine del lungo inverno alpino, perché durante l'inverno c'era tutto il periodo di preparazione della rappresentazione. Le sacre rappresentazioni portavano sul palcoscenico la vita di un santo per 2-3 giorni consecutivi, un santo di solito a cui la comunità alpina era particolarmente devota, quindi ogni paese aveva il suo santo patrono e portava in scena la vita di questo santo, oppure la passione di Gesù Cristo. Si trattava, e ci tengo a sottolinearlo, di un impegno economico davvero enorme per gli abitanti del villaggio, perché tutti partecipavano per la realizzazione di questa rappresentazione, dagli aspetti logistici, quindi la costruzione del palco, la fabbricazione dei costumi, e con l'aiuto del parroco imparavano le parti che poi sarebbero state recitate durante la rappresentazione. Quindi si improvvisavano anche attori. Per questo motivo i mister venivano messi in scena all'incirca ogni 20-30 anni, perché l'impegno era veramente oneroso e spesso purtroppo finivano anche col dissanguare un po' le finanze già scarse dei villeggianti. Si trattava comunque di una gigantesca professione collettiva di fede e queste sacre rappresentazioni contengono in più parti riferimenti ad alcuni alimenti, al vino e al pane, a questi cibi e al loro collegamento con questo ciclo di morte e rinascita. Quasi sempre, come vi dicevo prima, c'era anche un sacrificio, di solito era rappresentato dalla morte del santo, in alcuni casi anche era compenetrato da rituali più popolari in cui c'erano presenti anche maschere del carnevale, ma questo lo vedremo più avanti. Pane e vino, i simboli della tavola. Pane perché come cibo è alla base della nutrizione e della sopravvivenza e simbolicamente resta ancora oggi il simbolo di una simbiosi più profonda tra l'umano e il vegetale.
vorrei far notare che un elemento importante che c'è nella panificazione, il lievito, è di nuovo una sostanza fermentante e viva che consentiva un po' quella magia della panificazione, analogamente a quella che possiamo trovare insita nei cicli biologici della riproduzione. E dall'altra parte il vino, una bevanda che è presente nei momenti salienti della vita rituale e sociale, frutto di un altro meccanismo misterioso e prodigioso che è quello di fermentazione, che avveniva nel ventre oscuro dei tini e che era ritenuta sia una bevanda inebriante ma che poteva anche far bene alla salute. Quindi da una parte la spiga, il seme, dall'altra la vite e il grappolo, che hanno un processo simile di morte apparente durante l'inverno per poi ritornare a rinascere rigogliosamente in primavera e diventano per la società contadina il simbolo di un ciclo annuale di morte e rinascita della natura. Entriamo nel vivo e farò alcuni esempi tratti da queste sacre rappresentazioni. Ci tengo a precisare che le immagini che troverete sono tutte di affreschi che si trovano nella Valle di Susa. Parto dal martirio di Sant'Agata, mi rifaccio a un manoscritto di Venaus del 1764, il manoscritto è conservato presso l'Archivio di Stato di Torino. Qui un personaggio di nome Arlequin, il re della masnada infernale, non a caso colui che porta la morte in seno al carnevale, e anche colui che ha origine dalla contaminazione di due tradizioni, da una parte i personaggi diabolici farseschi della tradizione popolare, dall'altra la maschera della commedia dell'arte. Dopo essersi prodotto nella consueta critica spietata dei tempi oscuri in cui si vive, con una serie di battute pseudo-umoristiche si dichiara fortemente avverso all'acqua, che lui dice è buona per i mugnai, gli asini e i cavalli, e si proclama convinto estimatore dei vini, e ne cita anche alcuni della valle, il Claret, il Muscat, l'Hippocras, vini prodotti nel paese, e dunque buon bevitore. Una nota burlesca che mitiga certe scene decisamente macabre e raccapriccianti, come quando i carnefici della santa, dopo averle strappato i seni, se li dividono e se ne cibano. E i suoi carcerieri dicono: mangiamo questi seni, sono un boccone tenero. Oppure vedremo se con questo colpo questa sporca ladra sentirà dolore. Al di là delle caratteristiche truculente, che sono ampiamente intuibili in questo scambio, queste battute riproducono un processo particolare che è quello di assimilazione tra i seni della santa e i pani benedetti della tradizione pentecostale, che ancora oggi vengono prodotti, pani a forma di mammelle che venivano distribuiti e poi consumati con devozione dopo aver recitato una preghiera. Alcuni addirittura venivano conservati per le persone care lontane. La santa, mutilata in fin di vita, sopportando coraggiosamente le ferite infertili, condanna i suoi torturatori per la loro abiezione e gli ricorda che anche loro da infanti avevano succhiato il latte materno, e proprio rivolgendosi a uno dei carcerieri dice: soffocati con il mio sangue se lo bevi per placare la sete della tua rabbia crudele. A nulla servirà ovviamente a placare la rabbia omicida dei suoi assassini, che la immoleranno e decreteranno così la dannazione della loro anima. Interessante notare come i pani seni di Sant'Agata qui assumano un peculiare valore simbolico che ancora oggi è rappresentato nella distribuzione di questo pane benedetto. Nel medesimo mister, inoltre, il boia fa sapere senza mezzi termini al pubblico che durante la Quaresima lui si nutre di carne umana, consuma la carne dei condannati a morte, di quelli di cui lui tra l'altro ha eseguito la sentenza, dal momento che a suo parere il divieto della Chiesa di consumare carne in quei giorni non riguarda la carne dei giustiziati. Anche mentre si compie la decollazione di San Giovanni Battista,
nella passione di Giaglione prima e in quella di Salbertran dopo. Quella di Giaglione, tra l'altro, era messa in scena dalla comunità come voto per contrastare la tignola della vite, che minacciava di devastare i vigneti del paese. In questo episodio Erode e i suoi convitati assistono alla danza di Florence e Salomè e brindano con dell'ottimo vino. Nel Mystère, quello messo in scena a Salbertran, che è un manoscritto inedito, è datato 1662, ma era già messo in scena nel 500, il testo è più tardo ed è conservato presso la Biblioteca Reale di Torino. Qui è presente un'accurata descrizione del banchetto che era stato approntato per il Dies Natalis del re Erode, nel corso del quale appunto Salomè chiederà la testa del Battista. E ho riportato una parte del brano perché è molto lungo. Comunque viene descritto questo grande banchetto dove si preparano patè, tartine, piatti caldi, i piatti più ricchi e più belli, si fanno fontane di vino, frutta candita e alla fine si dice: ovunque, come penso anch'io, si dice che la danza viene dalla pancia. Io non so proprio chi danzerà, ma può darsi che qualcuno la paghi, anche a prezzo della vita, pur non avendone alcun desiderio. Infatti questo banchetto si concluderà con un bagno di sangue, con la decollazione del Battista, la cui testa diverrà oggetto di scherno e di ludibrio, addirittura tenuta per la lingua, per i capelli, sarà percossa fortemente da Erodiade, la sposa del re. Non appare priva di fondamento la considerazione che un banchetto così abbondante e licenzioso riporti a certi rituali paganeggianti che si concludevano con un sacrificio. Dico questo anche perché nel Mystère di Salbertran la decollazione del Battista era accompagnata dalla danza degli spadonari. Gli spadonari sono dei danzatori che eseguono una serie di figure con le spade, sono ancora presenti in Valle di Susa in diversi comuni. Una nota di questo mistero ci dice che erano presenti durante la rappresentazione e mimavano con le spade la decollazione del santo. Quindi ancora una volta si riporta quel discorso dove vino e sangue si mischiano e il rituale, seppur cristiano, era compenetrato da un rituale pagano che finiva con un sacrificio. Vi chiederete, ma se erano sacre rappresentazioni, come mai c'erano dei rituali pagani all'interno? Non è raro il caso di sacerdoti che si opponessero a queste manifestazioni. C'è da dire che questi misteri passavano al vaglio degli inquisitori, eppure ritroviamo ancora degli elementi molto truculenti. Addirittura nel 1724 l'abate di Barolo, incaricato di effettuare una visita nelle parrocchie valsusine che dipendevano dalla prevostura di Ulx, scriveva nella sua relazione: alla rappresentazione effettiva si accompagnano insieme uomini e donne, figlie e giovani, e vi succedono molti disordini in materia di disonestà ed ubriachezza e molte querele per i posti, con esplicito riferimento a un'altra passione che era quella di Santa Barbara, che veniva messa in scena in quel di Gravere poco tempo prima. In sintesi, il vino, accompagnatore abituale del banchetto e della crapula, viene visto come un fattore destabilizzante e di smodatezza e gradualmente verrà poi confinato nei festeggiamenti carnevaleschi, dove è ancora presente tuttora, in particolare nei carnevali dove è presente la figura della maschera dell'orso. Sono due i carnevali che ancora oggi vengono rappresentati in valle, a Urbiano e a Laietto. Nel primo caso, a Urbiano, viene inscenata una caccia all'orso, dove l'orso, una volta che viene catturato, viene ubriacato con il vino e condotto quasi in uno stato di trance. Alla fine della rappresentazione viene fatto ballare con la ragazza più bella del villaggio e poi allontanato. Probabilmente in origine era più truculento, mentre invece a Laietto si è conservato, oggi con significati diversi, ma il messaggio originario. Anche lì c'è un orso che alla fine della rappresentazione tagliava la testa ad un gallo, che oggi è di plastica, un tempo era vivo, veniva portato stordito in giro durante tutta la processione. Dopo aver tagliato la testa al gallo, spruzzava gli astanti e il terreno con il sangue dell'animale, ed era ovviamente un rituale propiziatorio
per risvegliare il seme che è sottoterra e quindi per la fecondità del terreno. È poi interessante evidenziare la differenza sostanziale, torniamo un attimino indietro, al banchetto che ho descritto di Erode e l'ultima cena di Gesù con gli apostoli, che viene presentata in più di un testo di teatro religioso. Ad esempio nella Passione Giaglionese il tavolo dell'ultimo pasto consumato da Gesù e dai suoi discepoli è ornato con una bella tovaglia e imbandito con pane, torte, lattughe, carne di agnello, il tutto servito su dei bei piatti turchini. Non a caso il turchino è anche il colore della purezza. L'ultima cena è da sempre circonfusa da un'aura di sacralità, perché è il momento sublime dell'incarnazione, in cui Dio si fa uomo e salva l'uomo offrendo se stesso. In un passaggio del Mistero di Exilles sulla vita dei santi Pietro e Paolo, anche questo manoscritto inedito conservato presso l'Archivio di Stato di Torino, le parole di Gesù agli Apostoli vengono però fraintese da alcuni astanti. A un certo punto Gesù dice: miei beneamati, miei favoriti, che vorrei aver nutrito non solamente della mia parola, ma della mia carne ancor più tenera. Se potessi dare luce ai vostri occhi per vedere attraverso il petto e penetrare queste vesti, voi vedreste uno che mostra un amore santo, un amore dolce, amore che predico a tutti. Bisogna che per la vostra fame io vi dia in pasto la mia carne. Questo passaggio genera un po' di turbamento, anzi addirittura di fraintendimento autentico. Non si capisce se le battute pronunciate siano traccia di un pensiero, chiamiamolo così, eretico sulla presunta antropofagia nell'assunzione del pane corpo di Cristo, anche perché siamo in una valle alpina in cui la presenza riformata, in particolare valdese ma anche ugonotta, è stata sempre molto radicata. Qui è anche un po' presente, se vogliamo, il principio della transustanziazione, il passaggio totale della sostanza del pane e del vino nel corpo e nel sangue di Gesù. Addirittura una stante gli dice: ma come possiamo pensare di ascoltare questo? Non siamo mica degli orsi, addirittura viene detto. E alla sacralità dell'ultima cena viene contrapposta in alcuni testi di teatro sacro la fucina cucina infernale, quella delle diablerie, le popolari scene con i diavoli come protagonisti. E qui, nella bocca del dragone, in un ambiente che dalle indicazioni sceniche che sono scritte sui manoscritti viene presentato come buio, fumoso, cupo, arde perennemente il fuoco infernale e c'è il gigantesco pentolone in cui la diavolessa, chiamata a volte Proserpina, a volte Disperazione, cucina i dannati e ne fa un pasto per gli altri diavoli, compresi i piccoli diavoletti che l'aiutano nelle faccende domestiche. In questo caso la morte, questa volta anche dell'anima, si accompagna a cibi disgustosi e vi è il consumo del corpo del morto. Qui non c'è il pane, simbolo della fatica quotidiana del contadino, espressione del Cristo, ma carne umana, la carne dei malvagi. E sempre la Signora dell'Inferno, quando parla nella vita e morte dei santi Pietro e Paolo, rappresentata più volte a Exil, aggiunge tutta una serie di parla dei vini, zafferano, vino di Cipro, acquavite raffinata, pura malvasia, balsamo d'Oriente, e dice che sono preziosi alimenti e bevande molto agognate, soprattutto da Lucifero, Cerbero, Berita, Asmodeo, Astarotte e da altri grotteschi e malvagi demoni infernali, condannati a vivere per l'eternità sottoterra e a cibarsi della carne putrescente dei peccatori, contendendosela rabbiosamente l'un l'altro in una sorta di nuovo di banchetto, però molto più macabro e puteolente. Quindi da una parte la decisa contrapposizione tra il banchetto cruento di Erode, circondato dai suoi generali, dai fedelissimi, con il festino che termina nel sangue, il banchetto infernale, e invece la tranquilla compostezza con cui il Cristo offre se stesso agli apostoli all'ultima cena. Compostezza che
5 minuti, faccio in fretta. Un altro episodio interessante che cito velocemente, sempre nel mistero di San Giovanni Battista, dopo la decolazione, il corpo di San Giovanni Battista diventa una reliquia. Ed è interessante questo episodio perché una sua mano viene esposta al pubblico e sfila di fronte al pubblico come oggetto di venerazione. Un suo dito diventa niente po' di meno che pasto di una fanciulla che, facendo finta di baciare la mano del santo, le stacca di netto il dito con un morso e se lo porta via nella bocca. Sicura che questa reliquia la proteggerà dalle disgrazie, tant'è che poco dopo incontrerà un terribile drago che intenderà divorarla e lei gli getterà il dito di San Giovanni nelle fauci, causandone immediatamente la morte. Quindi anche il potere taumaturgico del corpo del santo, il corpo del morto che è viatico del Signore, così come il pane dell'ultima cena. Come vi dicevo, sulle pareti affrescate delle chiese, delle cappelle e degli oratori campestri sono state un po' trasposte queste immagini di sacre rappresentazioni, sono un po' assunte a sorta di Biblia pauperum alla portata di tutti coloro che non erano in grado di leggere. E anche qui, spero si sia visto, si sono trovate iconografie del cibo, del pane, del vino, del banchetto, della morte. E questo legame tra cibo, teatro e arte sacra. Qui mi spiace che non si vedano benissimo i diavoli con il calderone infernale in cui sobbollono i dannati straziati, che ammoniscono un pochettino i viandanti ancora oggi che si trovano a percorrere le antiche vie di pellegrinaggio. E concludo appunto su questo consumo del pane e del vino. Pane e vino, perché ho scelto proprio questo argomento? Perché la cultura del pane, del grano e la lavorazione del vino e del pane sono immagini sorprendenti di sacrificio e di rinascita. Se noi pensiamo alla spiga, che ancora prima è generata dai semi, nascosti nel suolo, Gesù ha detto: se il chicco di grano muore, perché il chicco di grano passa molto tempo sottoterra prima di ritornare di nuovo a produrre, a essere fecondo. E lo dice Gesù, il quale a sua volta viene deposto nella terra, muore e poi risorge. E perché il vino? Perché anche l'uva subisce una sorta di passione. Pensiamo al grappolo quando viene pestato, per poi rinascere in una forma più nobile. Il vino, che come vi dicevo prima, ha una rassomiglianza con il sangue. Nel Deuteronomio viene detto: è il sangue dell'uva. E ho voluto concludere con questo passaggio molto bello di Dioniso a Demetra nei dialoghi con Leucò, perché credo che, spero che possa, diciamo così, riassumere quello che l'argomento che volevo centrare con questa relazione. Dioniso e Demetra discutono del destino dei mortali e delle storie che si raccontano per sopportare la morte, per rappresentarla e per prospettare una rinascita. Due misteri, vita e morte, che collidono svelandosi nel sangue e rappresentano un po' il chiaroscuro della morte e rinascita che si profila alla fine di un imperscrutabile orizzonte circolare. E vi ringrazio. Grazie mille.